Buonasera, ospiti della nostra trasmissione sono il dottor Leonardo Russo, endocrinologo, il dottore Filippo Montalto, endocrinologo, e Salvatore Pantalena, infermiere professionale. Ecco, una puntata un po' particolare, parleremo di un importante convegno medico che si svolgerà venerdì 21 e sabato 22 marzo presso l'ex collegio dei Filippini. Il convegno viene organizzato dall'Associazione Amedea, che sta per medici, diabetologi, endocrinologi e agrigentini. Il tema dei 2 giorni sarà dedicato alle malattie endocrine, la terapia insulinica nel diabete mellito in gestione integrata con il medico generale e il pediatra. Dottore Russo, a lei l'inizio di questo nostro dibattito, prego. La ringrazio intanto per essere nuovamente qui. La nostra associazione continua nel lavoro che abbiamo fino ad ora effettuato. Questo è un nuovo convegno che noi stiamo organizzando, il 3° convegno ad Agrigento, dove cerchiamo di integrare quella che è l'attività endocrinologica e diabetologica con quella che è l'attività dei medici medicina generale e dei pediatri, che quotidianamente lavorano insieme a noi nella gestione delle malattie endocrine e del diabete, e che oggi comunque vogliamo strettamente associare anche all'attività e all'azione degli infermieri, che saranno partecipi a questo convegno satellite, a questo nuovo evento formativo, che oltretutto vede anche la partecipazione di diversi universitari degli atenei siciliani e non solo. Sarà anche del nostro convegno la professoressa Lorini, che è uno dei riferimenti principali in Italia per quanto riguarda il diabete di tipo 1, con cui avremo modo effettivamente di poterci confrontare, di poter sentire anche le ultime novità nell'ambito della gestione del diabete di tipo 1. Dottore Russo, allora, l'associazione Amedea viene costituita per un'associazione medica formata da diabetologi e endocrinologi. Ecco, perché avete sentito questa esigenza di formare questa associazione qui ad Agrigento? Ma sia perché l'attività medica del singolo medico penso che possa essere effettivamente un'attività molto limitata, se non effettuata in concerto e in sinergia con l'attività di tutti i colleghi che nel territorio si spendono, sia per quanto riguarda la diabetologia che per quanto riguarda l'endocrinologia, sia perché tramite questa associazione tutti noi abbiamo avuto l'obiettivo di crescere dal punto di vista formativo e di crescere anche dal punto di vista dell'integrazione dei rapporti professionali e scientifici nel nostro territorio, in primis con l'azione combinata con i medici di medicina generale, come dicevo prima, e con i pediatri anche in seconda battuta, e chiaramente questa associazione ci permette anche di integrare i rapporti con l'ambito universitario, con quelle che possono essere anche le novità che quotidianamente nel nostro lavoro si presentano e che ci possono permettere di dare risposte più efficaci ai pazienti. Ecco, c'è la presenza anche del Salvatore Pantalena, infermiere professionale. Ecco, come mai questa sua presenza qui, non solo a TVA, chiaramente all'interno della manifestazione che l'Amedea organizza? Io ringrazio sicuramente il dottore Russo e l'associazione, ma anche TVA, che ci dà l'opportunità di poter, come dire, nella mia persona rappresentare quelli che sono gli infermieri, anche soprattutto nella provincia di Agrigento, della validità e dell'importanza dell'infermiere nel ruolo sia nel campo diabetologico che anche in endocrinologia. Ho visto negli ultimi tempi che si registrano moltissimi casi di pazienti, di utenti, chiamiamoli così, che necessitano di intervento di endocrinologia, quindi in questo caso anche di agoaspirato, dove l'infermiere ha, come dire, un'importanza molto rilevante nella collaborazione con l'endocrinologo, e sia sul campo diabetologico che dalla prevenzione, dall'educazione sanitaria a questi soggetti che non sembra, a volte uno pensa che siano soggetti semplici da poter gestire, quando invece c'è un ragazzo giovane è molto difficile, quindi nello stesso tempo spazia l'intervento dell'infermiere, spazia dall'educazione sanitaria alla quindi prevenzione, quindi anche alla cura e alla cura sul territorio, che poi sarà in collaborazione con un medico di medicina generale a poter condurre, diciamo, ad avere una qualità di vita migliore. Dottore Russo, vorrei ricordare che nell'associazione Amedea sono anche i colleghi dottor Domenico Parra e dottore Galluzzo, che interverranno
in maniera attiva e fattiva al convegno che voi fate, con delle argomentazioni, diciamo, sicuramente di grande interesse. Assolutamente sì, e non solo, intanto i colleghi purtroppo oggi non potevano essere presenti per motivi personali, ma sono chiaramente un elemento fondamentale nell'ambito della nostra attività. E non solo questi colleghi, devo dire che tutti i colleghi endocrinologi e tutti i colleghi diabetologi del nostro territorio si spendono veramente a 360 gradi e con grandissimo impegno e con grandissima difficoltà. Questa è una cosa che voglio segnalare, visto il fatto che oggi purtroppo le risorse sanitarie sono veramente ridotte al lumicino e quindi lavorare oggi è diventato veramente particolarmente difficile. E l'impegno di tutti i colleghi, dal dottore Parla al dottore Galluzzo, al collega Montalto, tutti i colleghi che oggi si impegnano nell'ambito di questo percorso, nell'ambito di questa gestione che riguarda l'endocrinologia in generale e la diabetologia in particolare, sono sicuramente dei colleghi che mettono impegno massimo e mettono l'anima nell'ambito di un percorso che deve dare delle risposte. Non per ultimo anche voglio anche salutare il collega Randazzo, che anche oggi qua non è potuto essere con noi, il quale è chiaramente anche per noi un elemento di riferimento, visto il fatto che è il collega più anziano a cui noi ci riferiamo. Bene, dottore Montalto, ecco, si parlerà anche di gestione integrata del diabete, come mai? Perché? Dico, vediamo quali sono le motivazioni. Allora, le motivazioni sono altamente, a mio avviso, rilevanti, perché questo modello assistenziale che oramai sta prendendo piede in tutta Italia, che vede l'ASP di Agrigento forse la prima in Sicilia a metterlo in atto, è un modello assistenziale nuovo, un modello assistenziale che vede la sinergia tra lo specialista e il medico di medicina generale, ma una sinergia proprio attiva a 360 gradi, cioè il medico di medicina generale e lo specialista si siedono insieme nella stessa scrivania e gestiscono insieme il paziente diabetico. È un modello assistenziale a mio avviso vincente, perché il medico di medicina generale individua i soggetti più a rischio, i pazienti quindi diabetici più a rischio di complicanze, perché non dimentichiamoci che il diabete è una malattia che dà delle complicanze a livello cardiovascolare, a livello renale, a livello andrologico, a livello oculistico, quindi le complicanze del diabete sono tante, ahimè i costi poi in termini di costi sanitari per la gestione delle complicanze sono di fondamentale importanza. In un momento come questo in cui si sta molto attenti alla spesa e anche alla spesa sanitaria, non è di poco conto anche parlare di spesa sanitaria. Ma diciamo una ipotetica, o almeno quella che ci auguriamo noi, una riduzione della spesa sanitaria significa un miglioramento delle condizioni di salute dei nostri pazienti, cioè riuscire a gestire meglio questi pazienti, riuscire a gestirli anche più velocemente, perché vi è un accesso preferenziale per questi pazienti ai nostri ambulatori, vi è un apporto del medico di medicina generale che conosce il paziente a 360 gradi, mentre spesso lo specialista lo conosce per settori. Bene, questo ci dà la possibilità di poter migliorare le condizioni di salute, quindi di poter compensare il paziente, il diabete del paziente in tempi più brevi, di ridurre, noi ci auguriamo addirittura di evitare determinate complicanze che possono portare all'ospedalizzazione, a sofferenza ovviamente della persona, a costi sanitari sicuramente poi notevolmente aumentati. È un modello assistenziale a mio avviso vincente, anche perché oramai la sanità si sta molto spostando sul territorio e quindi questa sinergia di lavoro tra lo specialista, il medico di medicina generale, gli infermieri, l'ospedale è il modello oramai del futuro. Quindi sono molto contento che proprio la nostra ASP sia stata veramente la prima a attivarsi in questo senso. Abbiamo oramai ambulatori di gestione integrata, io sono ad Agrigento, il collega insieme a me a Licata, poi vi sono anche a Favara, cioè si sta pian piano espandendo il numero di questi ambulatori di gestione integrata e i risultati sono molto molto promettenti. Dottore Russo, ecco quanto è importante, vedo che del convegno voi citate la presenza del medico generico, ecco il medico di famiglia nella cura del diabete, ecco che rapporto avete voi con il medico di famiglia per cercare di monitorare meglio la malattia e prevenirla, ecco, è importante. Devo dire, mi ricollego a quello che ha detto il collega Montalto finora, il ruolo del medico di medicina generale è assolutamente fondamentale.
E sono assolutamente d'accordo con le indicazioni date dal dottore Montalto, dal collega Montalto, su quella che riguarda la sinergia di rapporti e di collaborazione professionale tra medico di medicina generale e paziente e diabetologo nell'ambito della gestione del paziente diabetico. Oggi vedere il paziente insieme significa poter vedere tante sfaccettature in più che nell'ambito di una singola valutazione effettuata solamente dallo specialista a volte possono magari restare misconosciute. Questo oggi può permettere non solo di migliorare la morbidità dei pazienti, quindi delle patologie dei pazienti, ma anche di evitare talvolta delle problematiche che possono anche esporre a mortalità ai pazienti. E questo effettivamente può migliorare notevolmente l'efficacia della gestione diagnostica e terapeutica dei pazienti diabetici. Signor Pantalena, quanto è importante questa collaborazione fra l'equipe medica e quella e la vostra, insomma? Ma sicuramente si istituisce quello che è il team. Il team è una componente di tanti professionisti messi assieme per un obiettivo specifico, quello che è ottimizzare il lavoro nei confronti del paziente, dell'utente che necessita questo. È ovvio che mi ricollego a quello che ha detto il dottore Montalto in riferimento che la sanità sta cambiando, che vuole mirare sulla specialistica. In riferimento a questo l'infermiere che è polivalente, cioè che deve lavorare con molte figure, quindi automaticamente sia sul campo diabetologico deve dare il massimo di se stesso, come sotto un punto di vista di endocrinologia, quando parliamo di aghi aspirati. L'utente, su questo vorrei parlare dell'infermiere dedicato in queste due tematiche, perché è estremamente fondamentale. Noi abbiamo a che fare con soggetti che sono coscienti, sanno quello che hanno, sanno quello che vogliono e che vogliono sapere e hanno un punto di riferimento. E quindi l'istituzione dell'infermiere dedicato in queste tematiche è sicuramente fondamentale. Uno, perché nel momento in cui noi parliamo di aghi aspirati, quindi automaticamente una procedura cruenta, il paziente che deve essere sottoposto a questo piccolo intervento, che cosa ha, che cosa non ha, vuole un punto di riferimento che è l'infermiere. Quella è la persona più vicina. Sotto un punto di vista diabetologico è ovvio che è la stessa tematica, un'educazione, una persona vicina, spiegare quelli che sono l'emoglucotest, quali sono i range che possono dare un po' di allarme e dare quella che è un consiglio anche sulla dieta sicuramente consigliata dalla diabetologo e il paziente, stesso. ecco, come reagisce? Ma trovo un amico più che il sanitario, trovo un amico, quindi automaticamente viene considerato quel rapporto di uno specialista, una persona che è competente dal settore, ma lo trova come amico perché è il punto di riferimento dove come dire, si sfoga, magari chiede aiuto a una persona che al familiare stesso, esatto, al familiare probabilmente non lo chiedo al medico. Dottore Montalto, ecco, la terapia insulinica nelle varie forme di diabete. La terapia insulinica è una terapia obbligatoria per i pazienti che hanno il diabete tipo 1, il cosiddetto diabete giovanile, perché è una malattia autoimmunitaria in cui praticamente poi il pancreas non produce più insulina, per cui se il tuo pancreas non la produce più la devi prendere dall'esterno, e questo lo si fa con iniezioni di insulina o in alcuni casi con l'applicazione di dispositivi che si chiamano microinfusori che rilasciano appunto gradualmente l'insulina. Nel diabete tipo 2 è una delle possibilità terapeutiche, nel senso che nel diabete tipo 2 la prima possibilità terapeutica è in realtà la dieta, non bisogna mai dimenticarlo, è proprio questo tipo di ambulatorio che ci permette di questa gestione integrata in cui abbiamo anche un po' più di tempo da poter spendere con i nostri pazienti, abbiamo anche più tempo per poter fare educazione alimentare, per poter
non tanto dare la dieta al paziente, perché non è semplicemente il dare la dieta, ma fargli capire come sia fondamentale mangiare bene, come sia importante cercare di evitare l'accoppiamento di alcuni cibi fra di loro che spesso possono portare a un aumento della glicemia, e come sia altrettanto importante fare attività fisica. Sono queste le prime due armi contro il diabete che abbiamo e non dobbiamo mai dimenticarlo. Questo, dobbiamo sempre assessare i nostri pazienti su questo, perché uno stile di vita corretto non cura il diabete, ma comunque lo tiene Quindi è sicuramente. importante, diciamo, una dieta, ecco, il modo di mangiare è importante. Sapersi alimentare in maniera corretta è fondamentale per poter quantomeno tamponare la patologia. E che consigli possiamo dare magari a chi ci ascolta? Allora, i consigli non sono per tutte le persone semplici, chiaramente, un po' universali. I consigli più, la cosa che la prima cosa che mi viene in testa da dire è evitare tutti i prodotti molto zuccherati, che vanno dalle bibite gassate, dalle bibite diciamo zuccherate, alle varie cole e così via, agli zuccheri semplici. Questo sicuramente sono, tant'è che molti studi hanno evidenziato come l'eccessivo utilizzo di zuccheri semplici sia responsabile non soltanto di patologie come il diabete, ma anche patologie cardiovascolari o addirittura neoplastiche. E quindi sicuramente una riduzione degli zuccheri, ma anche l'accoppiamento dei vari cibi fra di loro. Spesso il paziente, faccio un esempio banale, mangia le patate insieme alla pasta, e sono degli alimenti tutti e due che comunque hanno un indice glicemico importante, e questo può portare, anche se uno magari non abbia fatto un pranzo luculliano, a un aumento della glicemia significativo. E nello stesso tempo stressiamo molto l'importanza del movimento. Non è detto che il paziente debba per forza andarsene in palestra, ma la sua bella passeggiata a passo svelto di mezz'ora, 3-4 volte alla settimana, i muscoli bruciano zucchero, quindi questo aiuta tantissimo nel poter tenere i valori glicemici più bassi. Poi parlavamo della terapia insulinica. Certo, la terapia insulinica spesso quando la proponi al paziente sicuramente non è mai contento di fare l'insulina. Molti pensano che sia l'ultima spiaggia, in realtà non è così, perché spesso la terapia insulinica, o quantomeno in alcuni casi, può essere utilizzata per un periodo limitato, come può essere magari all'esordio della patologia, in cui hai la necessità di gestire in maniera diciamo rapida le glicemie e quindi farle abbassare, o in periodi particolari, come possono essere anche interventi chirurgici o comunque delle malattie intercorrenti che ti portano a utilizzare l'insulina. Poi ci sono dei casi in cui le pillole non ce la fanno più, non riescono più a far sì che il pancreas possa comunque secernere insulina, perché ci sono dei farmaci che appunto stimolano la produzione di insulina da parte del pancreas, laddove ancora il pancreas produce l'insulina. Laddove non ne produce più, a quel punto la terapia insulinica diventa sicuramente fondamentale. Quando fai una statistica tra i giovani e gli adulti, sì. Leggevo, non so se anche qui ad Agrigento, che c'è un aumento, del della diabete malattia tra i giovani. Assolutamente sì, c'è un aumento del diabete tipo 2 tra i giovani. Oggi facciamo diagnosi di diabete tipo 2 anche a ragazzi di 13-14 anni, cosa che fino a 10 anni fa era veramente molto difficile. Oggi è una cosa che sta diventando frequente e preoccupante, molto preoccupante, ma questo è la conseguenza dello stile di vita. La maggior parte di questi ragazzi a cui facciamo diagnosi di diabete tipo 2 in giovane età sono ragazzi obesi, comunque in sovrappeso, magari poi c'è anche una familiarità, il sovrappeso, l'inattività fisica. Oggi i nostri figli, ahimè, passano magari un po' troppo tempo davanti ai videogiochi più che giocare al pallone, più che fare attività fisica. Ecco, il rischio ereditario della malattia, io sentivo parlare spesso che quando ce l'ha un genitore, sì, c'è maggiore possibilità, ma non è detto che, e sicuramente però chi ha una familiarità deve, sapendo appunto di avere un familiare diabetico, deve a maggior ragione prestare molta attenzione al suo stile di vita, quindi all'alimentazione, all'attività fisica, quindi cercare di mantenere un peso ideale, perché sicuramente questo può limitare tantissimo poi, o ritardare quantomeno la patologia. Quindi è importantissimo, insomma, lo stile alimentare. Ma tutte le linee guida
sul diabete mettono sempre la dieta e l'attività fisica come prima terapia per il diabete. Questo non bisogna mai dimenticarlo. Dottore Russo, invece volendo fare, il dottore Montalto ha fatto un po' un test di ciò che è la nostra situazione magari ad Agrigento, volendo farla nel suo settore, nel campo dell'endocrinologia, non so, penso alle tiroidi, com'è la situazione? Insomma, la situazione in aumento, stabilizzata? nel nostro territorio, se più le donne o gli uomini magari, insomma, se nel magari nostro ci territorio vuole... le malattie endocrine, compreso chiaramente il diabete che è una malattia endocrina, sono in notevolissimo incremento. Sono in notevolissimo incremento sia le malattie a genesi autoimmune che sono prevalenti nel sesso femminile, visto il fatto che le malattie autoimmuni hanno una prevalenza nel sesso femminile e sono effettivamente notevolmente più rappresentate in termini di incidenza nel nostro territorio, sì, più colpita nella donna, ma sono anche in incremento le patologie nodulari, in notevole incremento, talvolta anche di tipo neoplastico, quindi di tipo maligno, che colpiscono anche qua prevalentemente le donne, ma che comunque non possiamo non trascurare anche la presenza della patologia nodulare nel sesso maschile, anche questo è notevole incremento. Oggi siamo di fronte ad un'esplosione delle malattie endocrine e siamo anche di fronte ad un'esplosione di quella che è la diagnostica delle malattie endocrine, che effettivamente oggi diventa sempre più efficace e sempre più richiesta. A questo chiaramente bisogna fare fronte con quello che è la risposta del territorio. Noi stiamo cercando proprio anche tramite questa associazione di poter sensibilizzare al massimo gli organi competenti nel poter permettere una maggiore presenza di strutture che servano sia per la diagnosi che per la terapia di queste patologie, dal diabete a un lato anche alle malattie endocrine, in primis alle malattie della tiroide. Mi faceva piacere sentire anche quello che diceva il signor Pantalena per quanto riguarda la gestione delle malattie endocrine, per quanto riguarda la gestione della diagnostica invasiva delle malattie endocrine, dove la correlazione tra un medico istruito a fare determinate procedure e un infermiere istruito a fare determinati tipi di procedure in collaborazione al medico sia assolutamente fondamentale per poter escludere o confermare patologie talvolta anche maligne. Quindi questo diventa un obiettivo fondamentale che noi come associazione e spero anche chi ci amministra possa avere per effettivamente dare migliori risposte nel nostro territorio, dove l'incidenza della patologia tumorale tiroidea non è assolutamente bassa. Signor Pantalena, ecco, quanto è importante questa figura dedicata nella diabetologia e nell'endocrinologia? Ma l'avevo detto già precedentemente che è una figura estremamente importante perché diventa una persona, uno specialista nel trattare quello che è il paziente diabetico, perché come aveva detto il dottore Montalto, chiaramente l'incidenza del ragazzo diabetico che viene stravolto quella che è la qualità di vita, un'alimentazione che deve essere accurata, quando se ne sta fregando andare nei pub o qualsiasi birreria o qualsiasi a fare un'alimentazione scorretta. Nel momento in cui si registra che è un paziente diabetico, è ovvio che la qualità di vita completamente viene, come dire, stravolta. Quindi l'infermiere dedicato a trattare questi pazienti è fondamentale. Non è l'infermiere di passaggio, è un infermiere che gestisce un ambulatorio e che sistematicamente, perché i pazienti sono tutti quelli, sono sempre quelli che a giro passano sempre e ho sempre davanti lo stesso infermiere che mi dà i consigli che io ho ottimizzato quella che è la mia qualità di vita. Avete mai pensato, che faccio una domanda a entrambi, un coinvolgimento preventivo anche nel settore della scuola, verso il mondo della scuola? Questa è una bellissima, ne vedo poco. È una straordinaria domanda. Devo dire che almeno da quello che vediamo non ce n'è molto. Questo è un altro obiettivo che noi ci eravamo posti come associazione. Il dottore Montalto, che ho qui di fianco a me, è stato uno dei promotori di un'idea estremamente interessante che spero potremmo portare avanti anche in collaborazione con le strutture provinciali, con la scuola e anche con le strutture che si occupano politicamente del nostro territorio, di poter sponsorizzare quello che possa essere l'impegno dello sport per quanto riguarda il diabete.
e quanto possa essere importante non solo in termini di trattamento ma anche in termini di prevenzione fare sport. Oggi giustamente diceva Filippo c'è poco interesse, poca attenzione nei confronti di quello che significa muoversi, di quello che significa fare attività fisica, ma oggi questo effettivamente permette di prevenire delle malattie e quando presenti invece delle malattie di poterle curare al meglio. Si dà poca importanza a queste cose anche secondo me anche per mancanza di tempo, però in realtà bisognerebbe forse fare un passo indietro e ritornare a degli stili di vita sicuramente più idonei. Dottore Montalto, quanto è importante, dico, anche coinvolgere il mondo della scuola? Assolutamente, sarebbe importante coinvolgere le scuole a partire dalle mense scolastiche, con delle diete, con dei pasti diciamo che siano corretti in termini di nutrienti, di calorie e quindi di adeguato apporto di grassi, di proteine, di carboidrati. Ancora meglio se i prodotti poi siano di qualità, perché comunque la qualità del cibo è fondamentale. Ma sicuramente questi sono dei progetti ambiziosi, ma io spero prima o poi di vederli realizzati, perché comunque si tratta della salute dei nostri figli, si tratta di farli crescere bene, quindi saperli educare già da bambini a mangiare bene, perché bere la cola, bere la bibita diciamo zuccherata ogni tanto ci può stare per tutti, ma quando diventa un'abitudine, quando queste bibite prendono il posto dell'acqua praticamente. Cioè non si beve più acqua, ma guardi, è una cosa di una frequenza impressionante, perché poi quando parli con i bimbi o quando parli con i genitori ti accorgi magari di alcuni aspetti, per cui dico sempre ai genitori la dieta la si inizia a fare già al supermercato, cioè non comprare determinate, ma oggi c'è una guerra dichiarata, quanto negli Stati Uniti Michelle Obama ha fatto in questi anni in cui il marito, il presidente Obama, ha avuto il mandato, una guerra contro l'obesità, e proprio un report del mese scorso ha iniziato già ad evidenziare i primi risultati di questa guerra contro l'obesità. Oggi si parla di tassare ancora di più le bibite zuccherate. Quindi c'è un cambiamento in atto di mentalità in questo senso. Per vedere i risultati ci vuole del tempo, ma già banalmente negli Stati Uniti i primi risultati sono confortanti. Dottore Russo, ecco, per giungere alla conclusione di questo nostro dibattito, che vorrei ricordare che in occasione di questo convegno che si terrà al Collegio dei Filippini venerdì 21 e sabato 22. Ecco, dottore Russo, un'ultima domanda: qual è la correlazione tra il diabete e le altre malattie endocrine? Esiste una correlazione strettissima tra queste malattie. Dicevamo intanto prima di tutto che il diabete è una malattia endocrina, quindi partiamo già da questo punto, e spesso c'è un'associazione e una correlazione con altre malattie endocrine. Nell'ambito di questo convegno parleremo per esempio delle sindromi poliglandolari autoimmuni che interessano prevalentemente i soggetti diabetici di tipo 1, dove c'è un'associazione tra il diabete di tipo 1 e altre malattie endocrine autoimmuni, come la tiroidite autoimmune, come il morbo di Basedov, come il morbo di Addison, come l'ipoparatiroidismo autoimmune. Quindi c'è tanta di associazione tra patologia diabetica e malattie endocrine. E vorrei anche segnalare un'altra cosa: spesso le malattie endocrine possono anche essere la causa del diabete. Vari studi, varie statistiche hanno evidenziato come nell'ambito della patologia diabetica spesso la causa della patologia diabetica può essere una celata malattia endocrina. Basti pensare per esempio a quello che è l'effetto che può determinare il morbo di Cushing nell'ambito del metabolismo glicidico e quindi dell'evoluzione del diabete, o l'ipertiroidismo nell'ambito di un'evoluzione del diabete. Quindi quando noi abbiamo un paziente diabetico, poterlo vedere a 360 gradi e poter collaborare con il medico di medicina generale, quindi può essere sicuramente un elemento importante non solo nella gestione del paziente, ma anche prima di tutto nella diagnosi, perché sbagliare una diagnosi significa sbagliare tanto. Bene, io ringrazio il dottore Russo, il dottore Montalto e il signor Pantalena
per aver risposto alle nostre domande. Ricordiamo che la nostra trasmissione è stata una anticipazione di un convegno organizzato dall'Associazione Amedea, convegno satellite sulle malattie endocrine, dal tema la terapia insulinica nel diabete mellito in gestione integrata con il medico di medicina generale e il pediatra. Si svolgerà ad Agrigento il 21 e il 22 marzo, cioè venerdì e sabato prossimi. Grazie ai nostri ospiti per aver risposto alle nostre domande, grazie ai nostri telespettatori. Ricordo sempre TVA in tutta la Sicilia, LCN 92. Grazie e buonasera.